Buongiorno e benvenuti dal centro sportivo Pietro Pisani, partita del campionato giovanissimi Under 14 provinciale, Girone A, Cus Palermo contro Palermo Calcio, Academy Palermo Calcio, padroni di casa sempre in maglia rossa, Cus Palermo in maglia bianca. Li vedete sotto di noi i ragazzi ospiti di oggi. Andiamo a leggere velocemente le formazioni. Academy Palermo Calcio che si schiera con Tesauro in porta, Vicari, Tarantino, Niceta, Stellone, Di Paola, Camilleri, Nasta che è il capitano, poi Pavesi, Costa e Matranga. Si carica la squadra di casa, Cus Palermo che invece si schiera con Monteleone in porta, poi La Cara, Abate, Fasare, poi Barone, Baroncini che è anche il capitano, poi Osei, Catanzaro, Cottone, Vella e Spagnuolo. Primo pallone della partita sarà giocato dal Cus Palermo, dalla squadra ospite di oggi. Attacca da destra verso sinistra l'Academy Palermo Calcio, il Cus Palermo invece in maglia bianca da sinistra verso destra. Proprio il primo pallone sarà giocato dagli ospiti, c'è già Vella sul pallone. Ultimi accorgimenti presi dal direttore di gara e stiamo per cominciare. C'è Bella sul pallone. Attenzione, Tara, attenzione, Stello! E arriva adesso il fischio dell'arbitro, si può cominciare questo match fra Academy Palermo Calcio e Cus Palermo. Ha già recuperato il pallone l'Academy, l'ha riperso immediatamente con la giocata offensiva, poi si impegna Pavesi sulla fascia destra, vince il rimpallo anche su Monteleone che era uscito dai pali, subito pericoloso il numero 9 dei padroni di casa sull'uscita di Monteleone su questo pallone in profondità. Poi qua Bella con la testa voleva far correre Catanzaro, rimessa laterale Cus Palermo. Battuta adesso, Nasta vuole recuperare il pallone, gira invece il Cus Palermo avanti, non riesce a controllare Vella, una bella palla quella in profondità. Poi gioca subito Tesauro per Niceta che ha già fatto scorrere il pallone verso Pavesi, sempre Niceta, incontro Matranga, Nasta, lancio lungo per il taglio di Camilleri, Costa ha recuperato, poi Camilleri spalla alla porta, deve gestirla lui, gioca all'indietro Stellone, Niceta in mezzo a due, rischia, prende anche un colpo da Osei, non c'è fallo secondo il direttore di gara, poi Camilleri lotta e c'è il lancio lungo, Osei su Stellone a lottare, l'ha recuperata il 7. Poi Nasta regala il pallone, ci prova dalla distanza, Abate. Prime polemiche da parte dei tifosi di casa, è rimasto a terra Niceta che probabilmente ha preso un colpo dal numero 7 avversario Osei, sicuramente involontario.
si è per già rialzato il regista numero 4 dell'Academy. Ha il pallone in mano Tesauro. E riparte l'azione dei rossi. Tarantino pressato, la palla arriva comunque a Camilleri, rischiano tanto i padroni di casa. Hanno recuperato palla gli ospiti con Asare, poi con la testa Vicari. Nasta lotta, anche in Iceta mette ordine, proprio Nasta. Vicari sull'out di destra, palla lunga per Pavesi che entra in rigore, Pavesi dentro! Non ci credo cosa ha sbagliato Camilleri, e poi sulla traversa Matranga, ma Camilleri praticamente sulla linea di porta, a porta sguarnita, ha sparato su Monteleone che neanche lui probabilmente ci credeva più. E ripartono gli ospiti dall'altro lato, palla dentro, 1 contro 1 con Tesauro. Si era presentato Catanzaro e aveva sbagliato anche lui, c'era però fuori gioco, ma 3 minuti e mezzo di fuoco per ora. Occasionissima per l'Academy con Camilleri che ha sbagliato un gol fatto. E poi dall'altro lato Catanzaro, seppur in fuorigioco, aveva avuto un'ottima occasione. Partita che però resta ancora sullo 0-0. Nasta con la testa, Pavesi si impegna e la tiene. Poi tacco per il suo capitano che gioca all'indietro di Iceta, di prima. Alza il pallone per Nasta, fermato, esce bene Di Paola in anticipo su Bella. Nasta, bella palla verticale per Pavesi, Monteleone esce bene in anticipo sul numero 9 dei rossi. Spalle alla porta, non deve rischiare, Abate, palla avanti per Bella, Di Paolo lo ferma, poi con la testa c'era Asare, poi Stellone ricomincia da Tesauro che sbaglia il passaggio verticale, palla regalata a Catanzaro che calcia e colpisce in pieno Stellone. Alta occasione nei piedi del numero 8. Poi Vicari non l'ha tenuta in gioco, ma è comunque rimessa laterale per l'Academy di Palermo. No, ha sbagliato l'indicazione della rimessa il direttore di gara e c'è quindi Barone che va a battere questa rimessa laterale per gli ospiti. Nasta si impegna e spazza, la palla arriva sul destro di Abate che trova Tesauro, attento, si abbassa la sua sinistra e smanaccia in calcio d'angolo. Andrà a battere Osei il calcio d'angolo. Va il numero 7, palla dentro, bella alzata, si stava per coordinare Catanzaro, la palla gli arriva adesso, anticipato da Iceta che lotta sul pallone contro Barone, si lotta a centrocampo, la palla arriva ad Osei, ancora il numero 7, sfida Camilleri, lo punta, vince il rimpallo e ricomincia da Barone che alza Abate, scusate, che alza il pallone in profondità per Spagnuolo, si è impegnato per tenere la palla in gioco, non ce l'ha fatta, era lungo il pallone di Abate e si ricomincia da Tesauro che ha palla coi piedi, gioca sempre verticale davanti a lui per Iceta che è sempre lì lui a gestire le azioni offensive dell'Academy. Qua grandissima giocata di Lacara in mezzo a 2 avversari, è uscito alla grande, la palla arriva da Sare che si appoggia da Abate, bel lancio lungo per Catanzaro, bella chiusura di Vicari. Oh giallo!
Giallo, sereno che non lo fai, Asare si impegna di sinistra, la tiene in campo. Stellone spazza via, poi con la testa batte, la palla arriva sui piedi di Nasta. Adesso riparte all'altro lato Vicari, ancora Nasta. Sempre il numero 8, Pavesi, stop, fermato in rimessa laterale che andrà a battere sempre Vicari sulla destra. Incontro Niceta, fa scorrere il pallone, gira all'altro lato per Costa, ha capito tutto Osei. Poi Tesauro con le mani ricomincia sempre da Niceta, il suo porto sicuro. Stellone, Tarantino, lungolinea, Camilleri tiene in campo, palla difficile per Tarantino, Niceta anticipa, poi Spagnuolo, tunnel a Niceta, la palla arriva a Vella, controllo orientato, calcia. Bella l'idea di Vella di stoppare, girarsi e calciare subito. Un po' meno la realizzazione. Out di destra, sempre incontro Pavesi che ricomincia da Nasta. Niceta, c'è Costa che fa un bel velo, fa scorrere il pallone per Tarantino, finte su Spagnuolo, è passato non su Osei che si impegna, è scivolata, lo chiude, chiama i suoi a salire. Tesauro, sempre Niceta incontro, lo pressa Osei, rischia tanto, abbatte avanti, il pallone arriva sempre le mani di Tesauro. Niceta gira tutto, Tarantino, Camilleri, Costa, col sinistro per Tarantino che sale sulla di sinistra, mette dentro Pavesi, stop sinistro ed è avanti l'Academy Palermo, chiedono il fuorigioco gli ospiti ma non c'è nulla, cross di Tarantino perfetto per Pavesi che poi esulta con Matranga e vanno in vantaggio i padroni di casa con il loro numero 9, 1-0 per l'Academy Palermo. Bello stop in area di rigore di Pavesi quando siamo al 10° minuto. L'Academy Palermo è passata in vantaggio col gol del suo numero 9. Fatto l'1-0 Medeo Pavesi. Qua Camilleri, adesso sulle ali l'entusiasmo l'Athletic Club. Ancora! Scusate, l'Academy Palermo ci ha provato Camilleri. Calcio d'angolo battuto corto, Costa per Matranga, scambiano i due, Costa di rigore, tira a giro, palla che sfiora il palo alla sinistra di Monteleone e va sul fondo. Ma l'Academy subito dopo il gol dell'1-0 ha creato due belle occasioni sulle ali dell'entusiasmo, vogliono andarla a chiudere subito. La questione Cus Palermo, gli uomini di casa. Nasta recupera ancora al limite dell'aria, poi non si intende con Costa, poi arriva Osei che spazza, c'è Tarantino con le mani, Costa che spazza via, abbatte. Tarantino lungolinea, Camilleri spalla la porta, l'ha chiuso, abbatte, poi Spagnuolo lancia in alto e lotta con Tarantino che mette giù. Niceta, bella croccheta e si appoggia su Costa. Scusate, Nasta allarga Vicari, tenta la giocata Vicari, se ne è andato il numero 2, mette dentro, rimpallo, spazza via la difesa del Cus, si impegna Asare però non riesce a tenere in campo il pallone, quindi alto possesso per i rossi, sempre Niceta che non la perde mai, il numero 4 Pavesi, guarda il centro dell'area, mette dentro Camilleri, era solo, si è coordinato bene, è scivolato forse
colpito d'appoggio e non è riuscito a mettere abbastanza forza alla conclusione. Tarantino ha provato il tocco, Spagnuolo si impegna, butta però il pallone sul pressing di Costa. Tarantino con le mani, Costa incontro, forse c'è fallo di Asare, Niceta gira tutto, Vicari è solo all'altro lato, scatta Pavesi in posizione regolare, Baroncini lo va a tallonare, Pavesi se ne va bene con una bella giocata, dentro Camilleri, stregata la porta per il numero 7 oggi, che non riesce a metterla dentro. Bella però la giocata ancora dell'uomo che ha sbloccato questa partita. Pavesi ha messo dentro, poi Camilleri con la testa sfortunato, questa volta era bello il colpo di testa. Asare con la testa, ancora il numero 20, lancio lungo per Spagnuolo, sfortunato, colpito sulla schiena, poi recupera palla. Fallo di Tarantino. Attenzione, Ciccio è tua. Battuta dentro, si impegna Spagnuolo, esce Tesauro sul lancio di Cottone, poi Costa, scambio, Camilleri che si impegna, chiuso bene dalla cara. Se vuoi ce l'hai, giochiamo. Stellone, Dall'altro lato, Niceta, dall'altro lato. sta belle giocate, con Niceta che è scivolata, rischia un po' ma se la cava sempre, il passaggio su Di Paola. Vieni Sta. Tara. Vieni. Si gira bene, Stellone, incontro Costa, voleva cambiare gioco però per Tarantino, ha recuperato Costa. Tarantino gioca proprio per il 10 con la punta, a servire bene Camilleri sul lato di sinistra, va Camilleri a lato corto, il rigore, entra in area, ha provato la giocatona su Baroncini col tacco, non è riuscito però a passare. Stellone, bello stop e gioca su Costa. Non c'è da giocare sul Tarantino. Ha trovato una bella giocata, è stato fermato però da Abate. Tarantino gioca per Stellone, pressing alto, ha stoppato però con la mano, secondo il direttore di gara, il difensore centrale dell'Academy. Batte Cottone. Dentro Stello! José, stai là. È solo. Là. Verso il centro. Dai. Lascia un uomo. Libero. Dai, Ettore. Cottone lunghissimo di José Tesauro, è andato con la testa Stellone, bella, si è inserito. Tesauro l'ha comunque fatta sua, non è riuscito ad arrivare Vella e a metterci il piede. Poi Osei da questo lato, pressato da Pavesi, se la cava in qualche modo, mette in rimessa laterale. Peppe, fatelo andare, Peppe! Dai che c'è, da questa parte, Peppe! Costa non si capisce col compagno, poi la cara spazza Montalegre. Tarantino con la testa su Spagnuolo, Stellone lotta, Spagnuolo con la testa. Poi Tarantino ricomincia da Tesauro. Giocata per Stellone. Tarantino incontro Niceta. Vediamo se gira palla. Niceta stavolta sbaglia, regala palla da Asare. Parte il numero 20 in percussione e ha rischiato l'autogol Vicari. Tesauro l'ha salvata. Poi Vella si impegna contro Tarantino che esce alla grande in percussione difensiva. Poi Camilleri ribalta il fronte. Costa, vediamo se lancia lungo. Sì, dall'altro lato per Pavesi. Incontro Camilleri, scambiano i due. Pavesi si impegna. Baroncini in rimessa laterale.
continui cambi di fronte fino a questo momento. Stiamo assistendo veramente a un bel match. Sicuramente più pericolosi i padroni di casa, ma anche il Cus quando avanza sicuramente non è da meno. Vicari dentro, liscio di Abate, rischiosissimo, la palla che arriva a Costa, limite dell'area, non calcia, vuole infilarsi in mezzo a tutti, non c'è fallo, esce palla al piede il capitano Baroncini che poi lancia. C'è soltanto Tesauro lì che entra in rigore, aspetta il pressing di Catanzaro e ricomincia da Vicari. Nasta di prima, buona giocata sull'out di destra, palla che arriva a Costa, fermato bene dall'intervento di Cottone, poi Tarantino molto bene. Camilleri fermato alla cara, poi dal lungo per palla verso Bella di Abate, ha capito tutto, anzi non Inceta, poi Asare, ancora Nasta, batti e ribatti, la palla è arrivata a Pavesi in qualche modo che voleva il tocco su Matranga che non è arrivato. Dai, posizione Peppe! Catanzaro alza il pallone, Asare mette bene giù, tocco all'indietro per Osei che ha spostato la sua posizione, ha regato palla però a Costa, Niceta subito per Camilleri che si appoggia, Costa finta di corpo, bellissima, cambia tutto per Camilleri, ha capito tutto la cara che però ha servito involontariamente Pavesi. Dai Pavesi, girati Pavesi! Anche egli involontariamente ha toccata con la mano, ma è già stata regalata di nuovo palla all'Academy, palla che arriva a Capitan Nasta, fermato al buon intervento di Abate, poi Barone per Catanzaro, anticipato bene da Vicari che vuole servire Pavesi, sì, ce la fa il numero 9 a tenerla in campo, ancora Vicari, si impegna Pavesi, la vuole tenere in campo, saltato Osei che lo chiude in calcio d'angolo. Buona giocata del numero 9 Pavesi, l'autore del gol dell'1-0. Nasta batte corto per Costa, finte di corpo, ha capito tutto Osei, la palla è arrivata comunque a Nasta con rimpallo, poi Osei lancia altissimo, si impegna Catanzaro che la tocca con la testa, riparte Barone. Regala però palla agli avversari, Barone che era completamente solo, poteva sicuramente sfruttare meglio questo contropiede che era importantissimo anche perché il Cus era in superiorità numerica, poi sbilanciato invece l'Academy. Batte Osei, Asare fermato da Nasta con fallo. Vabbè, vai a fare la barriera, vabbè! Avanti! C'è già Asare sul pallone, vediamo quanti ne chiama in barriera Tesauro, sono sicuramente già in 2, no, invece in 3. Alta, rimaniamo alti! 3 in barriera per Tesauro, Attaccati, posizione sui piedi del numero 20 Asare. Rimaniamo alti! Vediamo se crosserà o calcerà verso la porta, va Asare, calcia verso la porta, Tesauro con tranquillità gestisce palla e ricomincia da Di Paola. Vicari, incontro Pavesi, stavolta il controllo è difficile, fa poi fallo su Osei, non ha visto nulla il direttore di gara, la palla arriva da Abate che la alza,
C'è appostato lì Stellone, poi Costa di prima per Nasta, sale bene Vicari sulla destra, Matranga incontro, non lo serve Vicari, rischia tanto e infatti perde palla. Catanzaro si impegna, c'è Di Paola, Pavesi voleva il tocco, ha servito comunque Nasta, è uscito bene l'Academy, bellissima palla di Costa dentro, Camilleri non riesce a segnare oggi il 7. C'è Monteleone che ha fatto una parata clamorosa questa volta, ma oggi sembra stregata la porta per il numero 7. Incredibile, non riesce a fare il 2-0 l'Academy. Palla dentro di Costa, ha stoppato Nasta, ancora Costa, Pelte dentro Camilleri e adesso sì, finalmente dopo 3-4 occasioni fa il 2-0 il numero 7 che riesce finalmente a gonfiare la rete. 2-0 Academy, tantissime, l'avevamo detto, le occasioni per i padroni di casa, soprattutto per Camilleri. Qui sotto la nostra postazione il numero 7 finalmente riesce a metterla dentro tutto solo in area di rigore. Camilleri fa il 2-0, ma poteva già aver fatto tranquillamente una tripletta. L'importante però è sbloccarsi e siamo 2-0 per l'Academy. Attacca però adesso il Cusco Nasare, lato corto e rigore, si appoggia dietro, Catanzaro mette dentro Spagnuolo, c'è Tesauro con calma, ricomincia l'azione dell'Academy. Costa gestisce palla, voleva sempre il pallone verticale, giocano sempre in verticale i rossi, pochissime volte in orizzontale. Fanno veramente un bel calcio, soprattutto nello stretto. Qua la palla arriva a Matranga, gira per Nasta con la punta Tarantino, vediamo se crossa, doppio passo, 1 contro 2, ancora Tarantino, saltato la cara, non Cottone. Rimessa laterale i padroni di casa. Costa fa scorrere bene il pallone, Camilleri, stop destro, bellissima l'idea del numero 7, stavolta però il pallone è terminato fuori. Rimbalzo perfetto, ci stava, fare la conclusione da lì, al limite dell'area. Lancia via Cottone sul petto di Nasta, abate con la testa Catanzaro con la punta, arriva Nasta pressato da Vella, Pavesi incontro Suola, la palla arriva a Nasta, tocco per Niceta, Costa di prima stavolta sbaglia, abate, gira bene per Spagnuolo, scatta Sare, l'ha visto Spagnuolo, Sare stop, mette palla sul destro, calcia lui, colpiti in pieno Stellone, poi Vicari, spazza Nasta. Pavesi non ha controllato bene, Osei ha recuperato, tacco di Barone, stavolta esagera, Nasta, lancio lungo per Camilleri, non c'è fuorigioco secondo il direttore di gara. Camilleri si voleva girare, chiuso Cottone. Messa laterale per gli ospiti andrà a batterla Osei quando mancano 9 minuti alla fine di questo primo tempo. Academy gestisce il vantaggio per ora con tranquillità. Spagnuolo vince il rimpallo su Costa, ancora Costa, la tiene in gioco Barone, vince il rimpallo, Guadagnari questa laterale, la cara con le mani, Spagnuolo incontro, sottopallo Tarantino.
Sentiamo chi va a battere, probabilmente Cottone che è già Peppe, fai la barriera. Giallo. sul pallone. Va a saltare. Vai, entra. Solo Costa in barriera, arriva anche Matranga adesso. Ervitesi, linea di rigore, catechizza i due capitani, direttore di gara. Vediamo se Cottone potrà andare finalmente a calciare questa punizione. Mette dentro il 19, esce Tesauro, nessuno tocca, se ha toccato invece il numero 20 Asare, che fa 2-1 e riapre la partita per il CUS. Calma, tranquilli, dai. Tutto ancora in bilico, sembrava Dai, va bene. una passeggiata fino a questo momento per i padroni di casa, e invece il CUS, su una bella posizione di Cottone battuta alla perfezione, ha riaperto il match col colpo di testa bello in anticipo su Tesauro del numero 20 Asare, che è andato a fare la punta al posto di Vella e ha riaperto la partita. Abate Lancialungo, sempre sui piedi di Asare. Giocata la palla che arriva da Abate, lancio lungo, non si è inserito né Catanzaro né Spagnolo. Dai, dai, ce l'hai, portala. E riparte Tesauro con le mani. Dai, sali un altro po', dai. Arantino scivolata in Spagnolo. Più veloce, ancora. Bella, scendi, hai davanti a te. Avanti. Bravo. Arantino con le mani. Matranga riesce a stoppare, Barone lungo. Poi Costa, anzi Matranga ha provato la giocata su Spagnolo. 11 contro 11 ha guadagnato la rimessa laterale Matranga. Poi con le mani Tarantino. Incontro proprio Matranga. Sotto il pallone, finta di corpo centrale Costa, fermato da Abate. Chiuso però. Chiusi. E rimessa laterale per i padroni di casa. Costa incontro di prima Tarantino, bella finta su Spagnolo, se n'è andato il numero 3, prende il centro del campo, Costa gira per Nasta che ha spazio al limite dell'area, imbucata per Pavesi, in uscita bene Monteleone, che ha già battuto verso O6, che non sa chi giocarla, allora va avanti per Spagnolo. Beh, colpo di tacco, Asare fa scorrere Vicari all'indietro, esce anche il Sole adesso sul centro sportivo Pisani. Lancio lungo qui per Pavesi, che era fermo in posizione di netto fuorigioco. Aveva lanciato un po' a casaccio Vicari in questa occasione. Pavesi era nettissimo fuorigioco. Baro, sali. Aderisci giocare, dai. Sempre Cottone sulla palla a lanciare lungo e altissimo Niceta, stavolta con la testa. Anche Abate incontro, Stellone ad anticipare e servire palla per Niceta. Costa gira ma sbaglia tutto. C'è Asare che se l'è andata a riprendere, finte su Vicari, rimessa laterale guadagnata dagli ospiti. O6 fiamma la rimessa lunga in linea di rigore. Vediamo se ci arriverà il numero 7. Ervitesi fra Nasta e Asare. Va O6 lungo con le mani dentro l'area, la palla arriva, Niceta incontro Barone, gamba tesa su Camilleri, non c'è fallo secondo il direttore di gara. E allora Nasta cambia tutto per Pavesi. O6 lo trattiene alle spalle, vuole il giallo Pavesi. Ma tira fuori un cartellino ogni tanto. È giallo.
arrivato per il numero 7 del CUS. È rimasto a terra però anche Barone. Si è rialzato fortunatamente Barone e adesso c'è una punizione intrigante per l'Academy Palermo Calcio. Nasta sul pallone proprio da una posizione speculare. È arrivato il 2-1 del CUS e vediamo se adesso l'Academy saprà sfruttare questa punizione come gli avversari. Salgono le torri in area di rigore, va a Nasta, è uno schema in controcosta, si era inserito Matranga, era bella l'idea, e Asare dall'altro lato vince il rimpallo, poi fa fallo Nasta, c'è Osei che riparte, si allunga il pallone, è passato Osei contro Tesauro, Osei! Tesauro alla grande su Osei che si era allungato il pallone, poi ancora palla regalata da Asare, altra occasione per il CUS. Ah no, qualcuno ha perso anche una scarpa Asare. Calcia, ma adesso sta rischiando tanto l'Academy. Tesauro ha salvato i suoi attenzione qua, poi pure Tesauro non l'ha tenuta in gioco, l'ha persa. Calcio d'angolo, ma sono stati minuti di confusione e concitazione perché Osei si era involato uno contro Tesauro, poi si è allungato un po' troppo il pallone, non è riuscito a spostarlo per saltare il portiere dell'Academy, che è uscito alla grande sull'avversario e l'ha chiuso. Poi ancora in difficoltà la difesa dell'Academy, che aveva regalato un altro pallone ad Asare, che però prima non ha stoppato bene, poi ha calciato e ha trovato il muro della difesa dei rossi. Poi anche Tesauro un po' in confusione, non è riuscito a tenere il pallone, che è terminato in calcio d'angolo. E adesso occasione per il CUS quando siamo alla fine di questo primo tempo. Vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara. Batterà Barone questo calcio d'angolo per il CUS. Batte Barone. Si sta lamentando tanto Tarantino con il direttore di gara. Anche con Vicari. Non capiamo. 5 minuti di recupero, se non sbaglio, ha dato il direttore di gara con la testa Osei. C'è fallo in attacco per l'Academy. Sono in realtà fuori dal campo in questo momento Tarantino, Vicari e anche Costa. Ci sono addirittura 3 giocatori fuori dal campo per l'Academy. Li fa rientrare adesso il direttore di gara dopo il calcio d'angolo. Spagnolo ha recuperato intanto
non c'è fallo di Matranga. Si è accesa la partita in questo finale di primo tempo. Bella giocata di Matranga, ha buttato giù Camilleri, turno su Spagnuolo, spazza la cara di Paolo con la coscia, arriva Abate, si impegna Vella contro Vicari che la tiene anche in campo. Bella giocata del 2, lungolinea Pavesi, prova la giocatona su Baroncini, se n'è andato. È tornato Osei in pressing a mettere in rimessa laterale. Si giocherà dunque fino al 40esimo, super giù. Ha dato 5 di recupero il direttore di gara, ci sono stati molti momenti fermi appunto in questa partita, molti contrasti duri. Poi intanto Nasta mette dentro, la palla arriva, era arrivata a Camilleri però non è riuscito a stoppare. Poi Spagnuolo lotta con Stellone, la palla arriva da Sare e lui, il numero 20, l'uomo che ha riaperto la partita, lo rincorre Niceta, ancora Sare, prova la finta di Tarantino, passa anche su Niceta, scarico chiuso, il triangolo bene a Sare contro Tesauro, non calcia, Tarantino lo chiude alla grande, ma ancora lui il possesso di palla che esce in calcio d'angolo. Adesso è più pericoloso con Sare da unica punta, sta mettendo a ferro e fuoco la difesa dei padroni di casa. Ancora Barone a battere l'angolo, bella palla dentro, Sare non arriva, arriva Abate, poi lancia lungo Nasta, va a pressare Baroncini, Matranga che rilancia sui piedi di Nasta, ha chiuso Abate in rimessa laterale. Chiudi prima! Chiudi prima! Abate! Di sei Paolo. fuori! Nasta Vicari. Tiene il possesso palla numero 2, va a lungo Pavesi, serve però invece Matranga incontro, fermato da Abate. Nasta aveva coperto la palla in rimessa laterale, ma il direttore di gara l'ha data contraria. Va Osei con le mani. Di Paola incontro, spazza sui piedi di Vicari che prende campo, incontro Matranga, a sandwich chiuso, fallo di mano e palla Cus Palermo. Manca pochissimo alla fine di questo primo tempo. Pavesi si mette davanti il pallone per non far battere velocemente Cottone, che però vuole rimettere il pallone in mezzo. Sempre pericoloso il Cus con queste palle alte dentro, con le torri che vanno a saltare. Ha preso un colpo forse Catanza, Cottone mette dentro, con la testa non arriva nessuno, la palla passa per Spagnuolo, Camilleri rischia con la spallata sulla schiena di Spagnuolo che è caduto in area di rigore. Volevano appunto il penalty gli ospiti, non c'è nulla secondo il direttore di gara, e c'è la cara che va con le mani dentro, con la testa Tarantino, la palla arriva a Spagnuolo che la alza in aria, lottano tutti, ma l'ha presa con la testa Camilleri, poi Matranga a lottare, esce bene l'11 e va lungo per Pavesi, ancora il 9 fermato da Cottone, non c'è fallo ma c'è la fine di questo primo tempo incredibile fino a questo momento fra Academy Palermo e Cus Palermo, con il risultato di 2-1, tante lamentele nei confronti del direttore di gara fino a questo momento, ma finisce qui. Ci rivediamo tra pochissimo con uno accesissimo e tutto in bilico secondo tempo. Prova ad approfittarne il Furgatore con questa palla in profondità da parte di Totaro, a cercare Stabile che la mette in mezzo,
Opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi, va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo e il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone avanza, Cirone, pallone dentro, cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Gallo, il pallone provocò a cercare Grandis, mette il pallone e 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene. Intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Purgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Si arbitro, parte Cirone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa con il palo, clamoroso di Pardo, poi Suarez prova il pallone più fondo, buona opportunità per Pardo, da parte Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis, mette lui il punto esclamativo. Laureano Grandis, qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, nuovo play del Purgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Purgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. E il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Purgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso.
La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione, quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona, quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnava un bel po' di tempo e adesso se la metto dentro e grazie a lui abbiamo fatto bene. Siamo tornati, le squadre sono già in campo, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro che è andato adesso a controllare entrambe le porte. Ricordiamo il parziale 2-1 per l'Athletic Club e si comincia adesso con il secondo tempo. 2-1 per l'Academy sul Cus Palermo. Ancora Vicari, ci prova subito a mettere il pallone dentro. Dai,
Niceta, stop, elegante. Ricordiamo com'è finito il primo tempo, con molta tensione, Dai, 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 dai! Bravo Nicolò! perché il Cus si era fatto sotto, aveva avuto tante occasioni. L'Academy è diventata un po' in difficoltà. Vediamo adesso come approcciano le due squadre Vai ancora, ancora! questo inizio di secondo tempo, perché il Cus aveva preso un po' di coraggio nei confronti dell'Academy, che aveva praticamente dominato 3/4 di match. Stellone in controposta, bella palla, Pavesi, anticipo per Matranga che se l'era portata bene con la testa, Osei a spazzare, poi Vicari, Matranga chiuso il triangolo bene, Osei sui piedi di Costa, limite dell'area, non calcia, poi la palla imbucata per Pavesi, poi arriva Tarantino, palla deviata da Spagnuolo, poi Camilleri lotta con Spagnuolo, la cara chiude bene e si impegna a Sare, non riesce a prenderla. Tarantino gioca su Camilleri, Matranga ancora lui in profondità, bella palla per Camilleri, finta di calciare, mette dentro ora, è un tiro grosso quello del numero 7, che aveva avuto veramente una bella idea, aveva fatto una bella giocata, ma la palla ha attraversato tutta l'area di rigore del portiere del Cus Palermo Dai, dai Nicolò! Bravo, ed ancora! è terminata fuori. Bravo! Vicari, Bravo! centrale Matranga, voleva l'inserimento di Pavesi, poi ancora Vicari, non se ne va su Barone che lo scherma bene, poi Osei lotta, lascia scorre il pallone in fallo di fondo. Sempre Cottone a battere questo, questa rimessa al fondo, Stellone con la testa sui piedi di Camilleri, in profondità la palla è arrivata in qualche modo a Tarantino, provato il sombrero, la palla arriva a Matranga, lancia lungo Barone, Niceta fa scorrere ma c'è Asare alle sue spalle e conquista il possesso per il Cus. Catanzaro in profondità, esce Stellone in pressing, non gioca la palla su Asare, Catanzaro per la giocata, entra in rigore, bellissimo, poi il dribbling e il pallone dentro, un po' troppo corto, però la palla non è arrivata a nessuno e Camilleri lancia Pavesi, dall'altro lato occasionissima per il 9 che voleva alzare il pallonetto su Monteleone, se l'è mangiato però il 9 stavolta e si rimane sul punteggio di 2-1, occasione da un lato, occasione dall'altro, la partita rimane apertissima, voleva il fallo a Sara, non c'è nulla, possesso Academy, Nasta, saltato l'avversario, poi Vicari puntato 6, sovrapposizione di Nasta, pallone troppo lungo. Accelera, dai! Antonio, però devi tornare, ma non state a parlare là, dai! Dai, Rando! Dai, dai, Pavo! Attacca, Ha perso il parastinco, Osei lo rimette adesso e si può battere. Monteleone gioca per Cottone che va lunghissimo, Niceta ha perso il rimpallo su Catanzaro, ha fatto anche fallo. Oh, Pavesi! Dai, dai, Ettore! Occhio Massimo! Va bene qua, va bene qua! Ogni punizione per il Cus è buona per Cottone per andarla a mettere dentro. Salgono in 5-6 adesso con Barone in rigore avversaria. Va a Cottone, forte, dentro si è inserito, abbatte Tesauro, con calma fa scorrere fuori. Vicari, esterno incontro Pavesi, la palla non è uscita, Osei lo pressa, Pavesi vuole cambiare tutto per Costa,
Spagnuolo ha recuperato, la tiene anche in campo. C'è però Stellone, Costa, Niceta, bene, di prima per Tarantino. Camilleri col tacco ha fatto scorrere la palla per Tarantino che si è inserito alla grande. Quella palla è arrivata a Matranga. Gioco di gambe bellissimo, Mancino. Poco potente la giocata, però rimane Monteleone con tranquillità. Gioca su Cottone che va sempre lungo. Catanzaro non è arrivato. Niceta con eleganza mette giù. Di Paola, Nasta, esterno, Vicari, incontro Matranga ad anticipare l'avversario. Poi Costa, giocatona per Pavesi, verso il rimpallo, poi Costa gioca per Camilleri, la cara. Vuole giocare veloce Pavesi con le mani, Nasta, giocatona, non c'è fallo di Baroncini e la palla lunga per il numero 20 Asare che se ne va contro tutti. Asare ha un po' esagerato stavolta. Poi Tesauro corto, bene, con tranquillità su Vicari, incontro Matranga, stoppa il pallone, si gira, tanto spazio, bellissimo lancio per Camilleri, fischiata la posizione irregolare del numero 7 che a mio avviso stavolta non c'era. E c'è il cambio nelle fila dell'Academy. Escono Nasta e vediamo chi poi. Escono Vicari e Nasta. Bravo Massimo! Ferrante e Mannino. Ferrante si posiziona qua sull'out di destra al posto di Vicari e Mannino va a centrocampo al posto di Capitan Nasta. Stello! Calma Diego, rimani là. Calma, salta Stello! Lancio lungo, Stellone ha toccato con la testa Catanzaro! Tesauro! Parata che vale come un gol! Quella del portiere dell'Academy. Hanno rischiato ancora i padroni di casa sul lancio lungo. Difficile da controllare per Stellone che ha spizzato con la testa. Per fortuna dell'Academy c'è in porta Tesauro che tiene ancora il risultato di vantaggio per la sua squadra. Batte proprio Tesauro, lungo, Mannino ha toccato lungo. Cottone fa rimbalzare il pallone, rischia tanto perché si è inserito Pavesi. Monteleone al limite della sua area di competenza, l'ha tenuta sul pressing di Pavesi. Poi Stellone lungo, tocco di Costa semplice per Tarantino, finta bella su Spagnuolo, ancora il numero 3. Stellone, Niceta, avanti Matranga, controllo fantastico con il tacco e inserimento di Ferrante alle spalle di Osei che non si fa trovare impreparato e mette in, vediamo se è calcio d'angolo o rimessa laterale. Sì, è calcio d'angolo per l'Academy e c'è il cambio per il Cus Palermo. Esce Spagnuolo col numero 11, entra con il numero 17 Caruso, quindi entra Caruso al posto di Spagnuolo e poi Buglisi al posto di Catanzaro. Bravo Sci! Quindi ne cambia 2 su 3 là davanti il Cus, dentro Buglisi e Caruso. Calcio d'angolo, Academy batte Mannino dentro. Baroncini a chiudere. Ferrante spostato da Asare, riparte il Cus con Bella, va al numero 9 Ferrante,
ritorno sul pallone, ma ha dato calcio di punizione il direttore di gara. Sembrava palla piena da questa prospettiva. Non ne vuole sapere nulla il direttore di gara. C'è calcio di punizione importante per il CUS. Stavolta non va a saltare Asare, che ha trovato su una punizione del genere il gol del 2-1 con un bel colpo di testa. Stavolta vuole andarla a battere lui. A questo punto penso che vada verso la porta il numero 20. Parte Asare. Destro forte, colpito in pieno Camilleri. Poi proprio Asare alza il pallone con la testa a Bate, rimpallo Ferrante, anche Costa con la punta, e poi Di Paola con tranquillità per Pavesi, che va lungo linea. Voleva servire Matranga, era troppo lunga e brutta, però svirgolata da parte di Pavesi stavolta. 6 lungo, strattonato Buglisi da parte di Di Paola, che ha usato le maniere un po' troppo forti. Strattonato in pieno, è entrato Buglisi. Altra punizione dalla stessa posizione, identica per il CUS. Stavolta non va Asare, che si va a posizione dentro il rigore, ma va di nuovo il solito Cottone, specialista di tutti i calci piazzati del CUS. Dai suoi piedi sono nate le occasioni più pericolose degli ospiti. Parte il 19, Cottone verso la porta. Con tranquillità Tesauro la fa sua stavolta la palla, era molto semplice. Parte Ferrante out di destra, Mannino si gira, vediamo se cambia tutto su Tarantino, sì, ma ha sbagliato, ha regalato palla agli ospiti. C'era la palla di Caruso per Asare, che però era in netta posizione irregolare. Ha rischiato tanto stavolta però Mannino, che ha regalato palla a Caruso, che aveva imbeccato in profondità Asare, però era oltre i 2 difensori centrali dell'Academy. Batte Tarantino. Costa, solito schema con la rimessa laterale dell'Academy. Tarantino dentro, Pavesi non arriva Matranga. Monteleone, ancora lui a dir di no al doppio vantaggio dell'Academy, che tante occasioni le ha avute per raddoppiare. Il CUS è ancora in partita. Osei va a lungo, si impegna Caruso contro Tarantino, che lo tiene e lo chiude in rimessa laterale. Palla per Bella, che fa scorrere, ha alzato il pallone su Costa, Caruso si impegna, la conquista, poi Stellone non può arrivare ed è ancora rimessa laterale per gli ospiti. Palla per Asare, e controlla col petto, spalla alla porta, esce palla al piede Camilleri, che aveva provato il lancio lungo, poi la Cara non l'ha tenuta in gioco, voleva servire Caruso, la palla però è uscita in rimessa laterale. Stretta di mano adesso fra Asare e Tarantino, erano forse un po' troppo beccati i due, e batte Tarantino. La Cara ha usato troppo le mani nei confronti di Camilleri e quindi punizione per l'Academy. Va bene. Guarda la palla però. Abbatti, stai.
Gioca! Batte Tarantino, palla dentro, non c'è nessuno. A chiudere sul secondo palo, ma Barone regala di nuovo il pallone agli avversari. Osei con una mezza rovesciata, Cottone con la testa, Buglisi non è fermato con fallo da Niceta. E allora pallone per Ferrante che imbecca a lungo Pavesi. Contro 6, si sposta il pallone nel 9. Osei chiude poi Matranga, un tiro cross esterno della traversa, comunque parte alta della traversa, non traversa piena, era un tiro cross quello di Matranga, non sarebbe mai potuto arrivare Monteleone. Mannino spalla alla porta, rischia sul pressing di Barone che gliela ruba, ancora il numero 5, si ferma, lo pressa Mannino, ancora Barone, lottano in 2 contro 1, Ferrante contro Barone, se ne va Barone anche usando un po' troppo le mani forse, è rimessa laterale per i padroni di casa, altri 2 cambi però per l'Academy, anzi 3, sono 3 i cambi. Vieni Nico, che stai male? Bravo Nico! 3 cambi per i padroni di casa. Esce Di Paola, entra Prestigiacomo con il numero 13, poi esce Matranga, Bravo Ettore! entra Orlando e entra anche Rimini col numero 15 al posto di Camilleri. Quindi ricapitoliamo i cambi, sono entrati Rimini, Orlando che va a giocare a sinistra, Rimini Anna, uomo, uomo! qua sotto la nostra Più postazione veloce, con il numero Diego, più 15 veloce, e Diego. Prestigiacomo dietro al posto di Paola. Paniceta ha fatto un'altra grandissima percussione, voleva servire Rimini, Pavesi si impegna e la tiene lui contro la cara, palla arriva Tarantino, no, c'è Cottone con la testa, poi Costa addosso a Caruso. Calma, mettiti bene! Gioca, falla girare! Batte, sveglia! Falla girare! Dai Ciccio, fatela dare Ciccio! Stellone conserva l'invito Prestigiacomo, va avanti, ha servito Mannino col tocco al linea di Niceta, Ferrante non serve Rimini ma serve Costa per Mannino, Veloce! palla che non si abbassa, Bugli si la alza anche Barone, gamba tesa di Niceta, fallo per il Cus che adesso sale col baricentro. Orlando, vai Orlando! Metti la palla, vai! Va bene, Direzione della palla! Oh, Giorgione, stai centrale! Palla dentro di Cottone, ha toccato Tarantino, si era inserito Asare, poi Mannino, Barone alza il pallone, Asare, Stellone non arriva, va a pressare Prestigiacomo con la testa, la palla arriva a Caruso che calcia col destro un po' scordinato, palla però alta, Prestigiacomo, Tesauro, Mannino, Ferrante, ancora Ferrante, è venuto incontro Pavesi, ha sbagliato il pallone per Costa, dall'altro lato si impegna Caruso a sfidare Stellone, prende palla in rigore 17, la mette dentro Tarantino, diagonale difensiva ottima a chiudere l'ingresso in area di Caruso, poi Orlando non è riuscito a tenerla in gioco, Caruso forse voleva un fallo, Pavesi a far la punta, a far la sponda per Orlando, si impegna il 17, la tiene in campo col tacco, la palla regalata da Bate, avanti, Asare, tocco, palla in area di rigore, cross dentro, non è arrivato nessuno sul cross di Buglisi, poi Pavesi spinto da Cottone, Costa
Gran giocata col tacco su Barone. Fallo contrario, chiamato ad Abate. Sembrava avesse fatto fallo Costa, in realtà invece c'è fallo e punizione per i padroni di casa. Ok, va bene ragazzi, va bene. Chiudiamo. Dai. Ce l'hai, Stello, ce l'hai, Tarantino! Stellone batte su Tarantino. Se ne va con la suola, ancora Tarantino, giocatona del 3, doppio passo, si va a infilare in mezzo a 3 uomini avversari, ovviamente la perde anche con fallo. Gioca col compagno, ta! Dai tutti, Fatto il solito Cottone. Salgono tutti gli uomini del Cus Palermo. Presti Giacomo con la coscia, poi Baroncini avanti, Tarantino con la testa, Abate, Mannino, Rimini, palla avanti per Pavesi che si impegna, Cottone a chiudere con la testa. È andato poi Rimini, si impegna Caruso, lo pressa Costa, Caruso non fa fallo su Tarantino e rimessa laterale per il Cus. Cambio! 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 Vieni Tara, Marco, vai a sinistra. Altro cambio per i padroni di casa. A Diego, daglielo a Diego. Esce Tara! Tarantino, che era diventato il nuovo capitano, ed entra il numero Allacciatene, dica. 18 che è Berardi, se non erro. Sì, proprio Berardi, il numero 18 entra a fare il terzino sinistro al posto di Tarantino, che esce tra gli applausi del suo pubblico. Riccardo! Anzi no, si è sposato Ferrante a sinistra e Berardi viene a fare il terzino destro. Costa recupera, Cottone solo per un attimo, palla lunga per Orlando, va il numero 17, puntato Baroncini, palla per Pavesi, limite dell'area, 6. Girala, calma! Gran bella chiusura. Poi Ferrante sposta palla sul destro, calcia Monteleone con tranquillità, non era forte il tiro di Ferrante, era buona comunque l'idea. Poi Stellone, Costa con tranquillità, Ferrante, Orlando, incontro Costa, bella palla in profondità per Ferrante che si impegna, c'è Cottone che però è ovviamente il doppio di lui che protegge palla e la lascia scorrere. Ha già rinviato proprio Cottone, va proprio Berardi, primo pallone della sua partita, bella la palla per Rimini, si fa vedere anche Berardi per la sponda, adesso sì, va il 18, bel cross dentro, Monteleone, poi arriva Rimini, non la tocca nessuno, Mannino sposta, calcia! Traversa piena del numero 16, ha dato un'illusione ottica la palla perché sembrava fuori, ha preso poi invece l'incrocio pieno e Pavesi non è riuscito sulla respinta a metterla dentro. Bella giocata di Mannino che adesso è diventato il capitano, il terzo capitano di oggi per l'Academy. Prima Nasta, poi Tarantino, adesso Mannino è entrato da pochi minuti. Costa, bella finta, palla per Ferrante che non è un mancino ma crossa lo stesso col sinistro, bene Pavesi con la testa, 6. L'aveva toccata probabilmente, Cottone manda a quel paese l'arbitro, si prende ovviamente il giallo il difensore del Cus quando mancano ormai 10 alla fine di questo match. Rimane sul 2-1 la partita. Monteleone tocca per Cottone come sempre, stavolta ha sbagliato il rilancio del difensore centrale del Cus. Hanno rischiato i bianchi. Poi Barone va a lungo per Asare,
C'è Caruso di fronte a lui che era completamente solo, non è riuscito però a servirlo. È rimasto a terra anche Ferrante, ma gioca lo stesso il Cus. Stellone con tranquillità l'ha anche tenuta in gioco. Orlando invece no. È rimessa laterale Cus. Molto nervoso il mister dei padroni di casa, vorrebbe più cattiveria da parte dei suoi, ed ecco che la riceve, scivolata di Ferrante su Asare che se n'era andato, ed è quindi calcio di punizione per gli ospiti che vogliono andarla a pareggiare questa partita. Va bene così, la palla è lontano da là. Se la palla si muove, Si spingono Barone e Berardi nelle di rigore. Vai Rimini! 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini in area per il Cus. Sbracciate ancora fra Barone e Berardi nelle di rigore. Tanti duelli di rigore. Asare forse ha toccato duro Pavesi. Non se ne è accorto nessuno. Io sì, perché li stavo guardando da un po' di minuti. Si stavano toccando i due e forse Asare ha sbracciato nei confronti di Pavesi. Brutta scena. Fortunatamente per il Cus il direttore di gara non ha visto. Ha preso un colpo Pavesi ed è rimasto a terra. Si è fortunatamente alzato Pavesi, niente di preoccupante per il numero 9, e riparte col possesso palla l'Academy. Bella giocata di Mannino per Costa che si appoggia dietro Sperstellone che ha già girato su Ferrante. Ha ribaltato già il fronte l'Academy, molto bene, sempre col possesso palla Costa con la punta, stavolta ha sbagliato. Primo forse errore della partita per Costa, che comunque è sempre molto ordinato palla a piede. Berardi prestigiato, esce alla sua di rigore per gestire palla. Pressing alto di Asare, rischiato tanto qui Stellone, poi Mannino per Berardi, prende campo il 18, c'è incontro Pavesi, anche Rimini perde il pallo. 6 si aiuta anche con le mani e Berardi non lo riesce a fermare. È passato il numero 7, va 6, doppio passo, prende il centro del campo, ancora 6 dall'altro lato Asare, tutto solo Asare, ma è fuori gioco. Quanto ha rischiato l'Academy, c'era Asare completamente solo, in dubbia posizione. L'arbitro ha dato fuori gioco per fortuna dei padroni di casa, ma Osei aveva fatto una percussione clamorosa sul lato di sinistra. Ha perso ancora una volta il parastinco. Questa è la terza volta della partita che Osei perde il parastinco, stavolta non lo recupera. Niceta, Costa prende campo, tallonato 2 volte. Cottone deve fare attenzione perché è già ammonito. Però si è conquistato una bella punizione. Costa al limite dell'area e adesso ha già il pallone in mano, la vuole andare a battere lui. Si allaccia la scarpa il numero 10, ne ha saltati 2 e la vuole andare a battere lui questa punizione. Se l'è guadagnata e vuole andarla a trasformare per mandare i titoli di coda sul match, su questa partita che è ancora in bilico quando mancano 5 minuti alla fine più recupero. Conta i passi Costa, 4 in barriera addirittura per Monteleone. Non sappiamo se vedrà partire la palla.
Fischia l'arbitro. Parte Costa sulla barriera. Non si è abbassata la palla. È terminata fuori. La conclusione di Costa. Paccottone lungo. Abate fa scorrere. Mannino col petto. Asare fermato proprio al numero 16. Costa in profondità. Orlando. Affeso fallo forse Costa. Poi spazza Baroncini. Niceta svirgola. Parte Caruso. Seguito da Stellone. Ancora Caruso. Calcia. Mamma mia, che occasione per il Cus. Caruso però non l'ha trasformata. In contropiede 2 contro 2. Non ha beccato lo specchio della porta di Tesauro. Ma veramente è una partita apertissima che può finire in qualsiasi modo. Berardi, Pavesi incontro. Tocco per Mannino. Passaggio troppo corto. Barone poi allunga la palla. Troppo però perché non arriva. Niceta. Asare con la testa. Osei lotta ma viene anticipato da Rimini. Pavesi si impegna, non può arrivare. Dall'ala Z vi devo dire, oh, dall'ala Z. Osei si impegna, Rimini più di lui che con la testa ha chiuso in rimessa laterale. Barone. Barone ha preso troppo campo e quindi c'è cambio in rimessa. Con tutta tranquillità Barone, Berardi scusate, che batte incontro per Rimini, palla alzata per Pavesi, si impegna Rimini, ha fatto fallo per il numero 15. Ha messo il Cus, si sta impegnando tanto perché la vuole andare a recuperare questa partita. Sempre Cottone sul pallone. L'Academy però adesso si deve chiudere, deve mantenere questo vantaggio per portarsi a casa i 3 punti. Sarebbero fondamentali per la classifica. Cottone fortissimo, lungo, sono partiti in 2 alle spalle la difesa. Abate l'ha tenuta in gioco, chiude in calcio d'angolo Ferrante. Altra occasione per il Cus quando manca poco alla fine di questa partita. 2 più recupero. Spinge il Cus. Osei, palla dentro con la testa, non la prende nessuno, la palla scorre, poi Cottone l'ha messa fuori. Adesso Tesauro si prende tutto il tempo del mondo per cercare di tenere questo vantaggio fondamentale per i suoi. Stellone, Costa incontro, fa scorrere ma sbaglia il passaggio. Caruso ha recuperato, calcio di punizione ancora per il Cus e andrà il solito Cottone a battere. Queste punizioni sono veramente importanti per il Cus e veramente pericolose per l'Academy. 69 sul cronometro, praticamente tutto il Cus eccetto 3 uomini più Cottone in area di rigore. Sale anche la cara adesso alla destra di Cottone, tutti dentro, praticamente tutti. Batte Cottone forte e il rigore! Si era inserito alle spalle la difesa avversaria. Buglisi che ha trovato il tocco ma era in spaccata, poi rischia tantissimo qua Tesauro sul pressing di Asare. Ancora Asare ha recuperato palla, non la gioca dietro, adesso sì, scivolata gigantesca di Stellone che ha salvato il risultato, anzi no, era Niceta. Mamma mia che cosa ha salvato Niceta, ma Tesauro ha rischiato tantissimo. E poi parte dall'altro lato l'occasione per l'Academy
con calma adesso Niceta, si rimettono in posizione i ragazzi del Cus che erano praticamente tutti in attacco. Barone anticipa Rimini, Osei col pallone, vuole fare un'altra sgroppata il numero 7, calcio di punizione dato all'Academy, non ci crede Osei. La punizione per l'Academy, non per il Cus. Si provano 2 cambi in questi ultimi minuti per il Cus. 4 di recupero ha dato il direttore di gara. Entra nel Cus il numero 13 Sapienza. È entrato Sapienza, è uscito Barone, poi entra anche Patti al posto di Asare. Poco alla fine e punizione per l'Academy. Forte dentro Prestigiacomo, dice il mister. La potenza non è tanta però, ha recuperato palla il Cus con Bella che stoppa, lancio lungo per Caruso che corre su Prestigiacomo, entra nel rigore il numero 17. Prestigiacomo, chiusura geniale, bellissima, non c'era probabilmente neanche calcio d'angolo, è rimasto a terra Caruso ma ha dato angolo il direttore di gara. Si lamentano tanto i padroni di casa ovviamente. Si rialza Caruso, ma qui Prestigiacomo ha fatto una chiusura bellissima, bellissima. Tutti in area di rigore per il Cus. Osei dentro con la testa, Cottone non verso la porta, toccato duro forse Caruso, poi calcia Abate, ancora Abate dentro, tutta la difesa dell'Academy addosso ad Abate che però ancora il pallone in qualche modo, non si capisce come, poi fa fallo Cottone, non c'è nulla secondo il direttore di gara, si impegna però Rimini con cattiveria, la va a riconquistare, lo rincorre Osei e lo ferma anche il numero 7, grandissime giocate nel set del Cus, ancora Osei, palla forte dentro, arriva Sapienza, palla col mancino, scivolata grandissima di Niceta, poi arriva Buglisi, ancora Niceta, Caruso che è andato a fare il difensore, lotta con Pavesi, la recupera il numero 9, 1 contro tutti, fermato da Baroncini, ultimi minuti al cardiopalma, scivolata di Rimini e Caruso guadagna rimessa laterale, adesso si lotta su ogni pallone come se fosse l'ultimo, Mannino con la testa, Pavesi è solo, stoppa e mette giù, lo spinge, lo tira Baroncini ma non c'è nulla, fermato Mannino da Cottone, scivolata di Rimini, incredibile finale qui al Pisani, si è fatto malissimo Osei qua, rotola per terra e rosso per Berardi, ha preso un colpaccio Osei che rotola per terra, si è fatto malissimo, esce sconsolato Berardi che ovviamente non voleva fare questo intervento, si è fatto però malissimo Osei che è ancora a terra, tante proteste da parte della tribuna dei padroni di casa. Anche il rumore si fa sentire. Anche sentire il rumore. Ha preso un colpo Osei, sta rialzando in questo momento. Intanto è stato espulso Berardi, quindi l'Academy finirà gli ultimi minuti in 10 uomini.
Non sappiamo quanto c'è da giocare ancora. Palla lunga di Cottone, Orlando mette giù, palla lunga, Pavesi vuole la servire Costa, la cara la tiene in campo Abate, ultima occasione probabilmente per il Cus, va Abate, saltati tutti, ancora Abate, limite dell'area, scivolata di Stellone e finisce qui. L'Academy vince per 2-1 una partita sensazionale contro il Cus, esultano come i pazzi padroni di casa, vanno a lamentarsi con l'arbitro, invece gli ospiti. Fa vedere il cronometro il direttore di gara. Vi auguro una buona giornata, vi saluto, una buona giornata da parte di Davide Sgroi, 3 punti per l'Academy.